Domani sabato e domenica ritorna l'AIS, l'Associazione Italiana Sommelier, con la nuova edizione di Sicilia in Bolle, riveduta e corretta, ma sicuramente di grande interesse per via del Covid-19. Ne parliamo con Alessandro Mauro, responsabile. Ecco, praticamente quali saranno i momenti importanti della 2 giorni? Sì, ci siamo ormai. Dopo 8 mesi di preparativi finalmente siamo usciti dal paddock e siamo nel punto di partenza. Iniziamo domani mattina, sabato mattina, con già le selezioni del miglior sommelier Sicilia. Un grande evento e grande orgoglio per noi per essere stati prescelti da AS Sicilia e AS Italia ad ospitare questo evento che ci rende molto, molto orgogliosi. E poi tutta una serie di degustazioni, ormai nei siti lo avete letto più volte, l'abbiamo ribadito in conferenza stampa, abbiamo 4 degustazioni tecniche con una di un metodo Martinotti, tra l'altro con 2 figure molto importanti che sono gli enologi Ansaldi e Guzzo. Abbiamo la degustazione dei miglior spumanti del mondo, Altalanga e Trento Doc, che quest'anno ci hanno dato il piacere di essere presenti a Sicilia in Bolle, ed una cena di gala domenica sera. Non abbiamo i banchi di degustazione come gli altri anni, ma per noi è importante essere vicino alle cantine. Sicilia in Bolle nasce a servizio delle cantine e a servizio del nostro territorio enologico, e quindi per questo siamo andati noi quest'anno, visto che non abbiamo avuto la possibilità di avere le cantine insomma, per quello che vi rendete, ci rendiamo tutti conto dell'assembramento, siamo stati noi ad andare a trovare le cantine con una nostra delegazione che si occupa di comunicazione. Siamo andati cantina per cantina girando tutta la Sicilia e facendo sentire Sicilia in Bolle vicino a loro, con un'intervista dove loro parlano dello spumante che avrebbero portato a Sicilia in Bolle. Ricordiamo l'evento, la splendida Scala dei Turchi, no? Siamo al Madison sulla splendida Scala dei Turchi in uno scenario meraviglioso, ma questo come tutti gli anni. L'evento doveva essere fatto a luglio come ogni anno, l'abbiamo traslato per ovvi motivi ad ottobre, ma il tempo è meraviglioso, quindi insomma invito tutti a partecipare.